Ecco, abbiamo appena attraversato Villa Santina, qui comincia la pista ciclabile, quello che abbiamo appena passato è l'incrocio a sinistra per andare verso Raveo. Qui comincia la pista ciclabile, adesso faremo un paio di chilometri, mi pare più o meno in questa pista ciclabile, poi dovremo immetterci nella strada normale che è lunga penso un paio di chilometri, 2-3 chilometri, e poi si metterà in una nuova pista ciclabile proprio in mezzo al bosco, un po' come questa qua, e ci porterà a Ovaro. A un certo punto io non continuerò per la pista ciclabile perché è sterrata, essendo in bici da corsa non mi fido ad andare sui sassi, e quindi arriverò a Ovaro per l'ultimo pezzo, saranno anche lì 1-2 chilometri per la strada statale, per la strada normale trafficata dalle macchine. Comunque arriveremo praticamente fino a Ovaro seguendo la pista ciclabile e anche un tratto di strada. Adesso durante il viaggio vi renderete conto voi di com'è la strada che transiterò. Partiamo.
Ecco, il primo pezzo di pista ciclabile è finito, ora bisogna immettersi nella strada normale. Qui è un punto un po' pericoloso perché la pista ciclabile termina proprio all'improvviso su una strada che è parecchio trafficata, quindi bisogna fare attenzione perché bisogna fermarsi e bisogna attraversarla. Quindi bisogna fare attenzione, bisogna attraversarla e proseguire in direzione di Chiassis. Quindi adesso ci sarà una salitina, come vedrete, poi una discesa e poi tutto questo tratto per la strada normale transitata anche dalle auto. Poi comincerà una pista ciclabile un po' immersa nel bosco, quindi una bella pista e poi torneremo nella strada.
Permesso, grazie. Ecco, la pista ciclabile termina qui, proprio sul tornante, non è un posto molto bello per attraversare la strada, adesso io l'attraverso, però non continuerò perché adesso vi faccio vedere com'è il fondo stradale, non va bene per una bici da corsa, magari una bici da gravel o una mountain bike si può continuare, io adesso non combino. Ecco, vedete, a parte le pozzanghere, ma è una strada bianca sterrata e adesso torno indietro, proseguo per la strada normale fino a Ovaro.
Bene amici, siamo in centro a Ovaro, direi che è bene salutarci qui. Io continuerò ancora un po' e poi tornerò indietro. Bene, grazie per aver fatto questo video assieme e vi ricordo che nel mio canale c'è una playlist dedicata alle piste ciclabili, soprattutto quelle della Carnia. Quindi se volete vedere altre caratteristiche di altre piste ciclabili da queste zone, fate un salto appunto nella playlist e date un'occhiata. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Bene, un saluto in bici sulle piste ciclabili da Lucoral.